Decimo appuntamento con la Serie A Quinto, di fronte due squadre che non hanno molto da pensare, solo provare a vincere per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Dal Palapinto una buonasera da Gianluca Valente. Un venerdì sera importante per queste due squadre. Global World Cup Urso e CDM Futsal si giocano una buona parte delle prospettive future in questa Serie A complicatissima. Giunta al 10° turno di campionato, si affrontano la penultima e la terzultima della graduatoria, un campionato equilibrato in tutte le zone della graduatoria, dicevamo, con l'imprevedibilità che la fa da padrona, ma che poi alla fine va a premiare chi fa meglio in campo, e oggi ci sarà proprio da capire chi la spunterà qui al Palapinto di Mola di Bari. Andiamo a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici prima di entrare nelle pieghe del match. Capurso che propone Micoli, Pires, Garofalo, Camagno, Dammacco Perri, Lamas, Primavera, Giannattasio, Nitti, Bingioba e Lisco. In panchina il tecnico Francesco Chiaffarato. Risponde il CDM Futsal con Di Tommaso, Foti, Ortisi, Bevegni, Maltauro, Budabuzzi, Da Silva, Baklanov, Murillo, Guga, Ricci e Politano. Alla guida Ugo De Jesus. Arbitri di questa serata in terra pugliese sono Rosario Angelo Faiella della sezione di Castellammare di Stabia ed Elio Simone della sezione di Napoli, mentre il crono è Antonio Daddato della sezione di Molfetta. E allora tra poco foto di rito anche per la CDM Futsal, con una divisa bianca con una fascia azzurra, mentre tradizionale maglia rossa con riferimenti bianchi per il Global World Cup Urso. Eccolo inquadrato il roster della compagine ligure neopromossa, così come il Capurso che cominciamo a intravedere nel suo quintetto iniziale. C'è Micoli tra i pali, poi Lamas, Pires, il neo arrivo Camagno e Juan Perri. Proprio nelle ultime ore è stato ufficializzato Julian Camagno, argentino proveniente dal River Plate. Ovviamente un giocatore che va in pratica quantomeno nella numerica a sostituire Nicola Cutrignelli, che un paio di settimane fa ha salutato la compagnia e si è andato ad accasare le fila del Defender Giovinazzo in Serie A2 Elite. Vi dovevamo il quintetto della CDM con Politrano tra i pali con il 95, con il 18 c'è Baklanov, con la maglia numero 4 c'è Ortisi, poi con la maglia numero 3 c'è Simone Foti e con il 19 c'è Murillo. Partiti questo Global World Cup Urso CDM Futsal, 10ª giornata del campionato di Serie A Quinto. Subito pressione da parte di Baklanov ai danni di Pires. CDM che nello scorso turno ha subito un pesante 9-4 casalingo ad opera del Sala Consilina, in testa alla classifica con i campioni d'Italia in carica della Meta Catania, mentre Capurso che per poco non sbancava il Palasport di Genzano 4-4 contro l'Ecocity. Una partita emozionante dove è accaduto di tutto, dove alla fine un punto d'oro portato a casa dai pugliesi. Tentativo di Baklanov a cercare in avanti Foti che però si produceva in banda a sinistra, cambio di banda che Baklanov non ha letto. Capurso che può ripartire dalle retrovie con Juan Perri. Pires ancora per Perri. Camagno, praticamente un quartetto argentino in campo, anche se di nazionalità Lamas è ufficialmente uruguaiano, ma le origini sono quelle. Politano,
in avanti a cercare e trovare Ortisi. Chiusura di Perry in maniera positiva, guadagna un possesso, mentre il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni di Ortisi e si accomoda sui LED prima di rientrare in campo. E proprio Perry riparte per il Capurso. Pires, CDM che in questo avvio di gara attende le giocate, non va in pressione alta sul portatore di palla. Ancora Murillo, l'ex nazionale azzurro, serve Baklanov. Foti, ancora Murillo, Baklanov, Ortisi. Lettone viene al centro del campo per gestire questo pallone. Ancora Baklanov, apertura a cercare e trovare Foti. Murillo dà indicazioni ai suoi nella rotazione, in avanti per Ortisi, chiuso in maniera positiva da Lamas che prova a ripartire, vince un contrasto. Ancora Lamas, alza questo pallone che recupera la retroguardia ligure. Baklanov, pressione su di lui, così come ai danni di Foti. Esce bene dal pressing la CDM. Murillo, Ortisi vede da farsi diagonale, deviato da Camagno, sarà calcio d'angolo in favore degli ospiti. Va Andrea Ortisi a recuperare il pallone. Classe 91, che è il capocannoniere della CDM con 5 gol stagionali. Mentre dall'altra parte c'è il capocannoniere assoluto della Serie A, vale a dire Nicolas Lamas, con 11 gol messi a segno, 3 dei quali sabato scorso a Genzano. Imbucata che non va a buon fine, ma tiene ancora possesso la CDM con Foti. Ortisi, Baklanov, pressione di Pires, ancora Ortisi, Murillo, Foti. Cerca di usare in ampiezza le dimensioni del palapinto la CDM, in parte ci sta riuscendo. Bella giocata di Camagno. Pires, ancora triangolazione con Lamas. Pires, non c'è deviazione, palla a fondo campo. Bella l'azione quasi disegnata sul parquet del palapinto da parte degli uomini di Chiaffarato. Baklanov, Ortisi, sbaglia tutto, recupera palla Lamas, in mezzo per Pires, che non si fa trovare pronto questo pallone, che aveva due soluzioni: o la battuta a rete di Lamas o il servizio nei suoi confronti. Buon per la CDM, che può ripartire dal neoentrato Yoad Budabuzzi, maglia numero 10. Per lui un ritorno in Puglia, visto che ci ha giocato per alcune stagioni con la maglia del Manfredonia, oltre a quella del Taranto. Baklanov, Budabuzzi, lo scarico, ancora Baklanov. Presa sicura di Micoli, che apre subito per Camagno. Perry. Aspetta sulla linea di centrocampo la CDM in questa fase del match. Non accenna una pressione sul portatore di palla, come dicevamo in precedenza. Camagno, Lamas, contromovimento di Camagno, non viene però servito. Adesso sì da Perry, pronto a fare il suo ingresso in campo Angel Bingioba per il Capurso. Bella palla in avanti per Pires, il tentativo è la rete, si sblocca il risultato. Capurso avanti 1-0. Tre minuti e 55 secondi sul cronometro. Andiamo a rivedere il gol. Bella l'imbucata a cercare e trovare Pires, che stoppa con il petto il pallone e anticipa Politano in uscita. E c'è una dedica con la maglia mostrata da Pires verso la tribuna opposta a noi.
quarta rete in stagione per Pires, che adesso va ad accomodarsi in panchina per far spazio a Binjoba, così come anche Camagno, che è andato ad accomodarsi in panchina. Dentro Dario Giannattasio con il 20. Murillo, Ortisi, primi cambi anche per la CDM dopo Budabuzi. Eccolo in possesso palla Ricci, probabilmente il giocatore che meglio ha fatto nella partita dello scorso turno contro il Sala Consilina. 2 gol, tante belle giocate da parte di Ricci. Perri apre sulla sinistra per Lamas, cercare in mezzo per Binjoba, velo per Giannattasio, si accentra il 20, all'indietro per Perri. Binjoba si fa scippare il pallone da Murillo. Budabuzi chiuso, palla vagante che recupera Lamas, rimane per terra Binjoba, ancora Lamas, centra in pieno Ortisi, ma il direttore di gara ferma il gioco. Proteste veementi da parte di Ortisi e Budabuzi. Binjoba rimane dolorante a terra, si tocca il volto. Vediamo se sarà il caso di far entrare staff medico del Capurso. Così è. Eccolo inquadrato anche il Binjoba dalla nostra regia. Cinque minuti 31 secondi giocati, come evidenzia il cronometro in sovraimpressione. Parziale di 1-0, gol che ha sbloccato il risultato da parte di Pires, giunto al minuto numero 3:55. Capurso che in casa ha ottenuto l'unica vittoria in Serie A in questa stagione, il 6-0 contro il Pomezia, datato 7 ottobre. Binjoba abbandona il campo, palla scodellata, si riprende con Budabuzi che apre per Ricci. Fa girare palla la CDM. Ancora Ricci, chiuso da Giannattasio, prova a fare tutto da solo. Buona l'incursione da parte di Ricci. Altrettanto fa bene in uscita bassa, in spaccata Nicoli. Poi è sfortunato il 44, rimessa laterale in favore dei padroni di casa, sbaglia tutto Giannattasio, intercetta solo momentaneamente il pallone da Silva, poi bravo Budabuzi ad anticipare il neoentrato Dammacco. Ricci, serie di finte, ancora il diagonale, si rifugia in calcio d'angolo Peppe Micoli. Dentro anche Maltauro con il 9. Rivoluzionato il quartetto di mister De Jesus, mentre in casa Capurso ancora dall'inizio della gara ci sono dentro Perri e Lamas tra i giocatori di movimento. Da Silva la battuta, palla in mezzo, pallone vagante che Maltauro riesce a recuperare, poi una serie di rimpalli. L'ultimo tocco è del 9 della CDM, rimessa da fondo campo in favore del Capurso, già operata, palla per Perri. Lamas in un'insolita posizione da ultimo, anche se lui ha testa da regista. Giannattasio, Perri, Lamas, movimento in attacco da parte di Dammacco, seguito da Budabuzi. Ancora Giannattasio, Lamas, eccolo servito da Dammacco, non riesce a controllare il pallone, preda facile per Leonardo Politano. Maltauro, siamo già nella tre quarti campo del Capurso, serie di finte, non ci casca Perri. Arbitro che ferma il gioco. Budabuzi cerca in avanti Maltauro, lo trova solo per un istante, lotta con Perri, l'ultimo tocco è dell'argentino in maglia numero 11. Corner CDM, mentre bisogna sistemare lo scarpino di Perri. Operazione già eseguita.
Siamo alla soglia del minuto numero 7. Budabuzzi alla battuta. Movimento di Da Silva, servito, si coordina bene, manca la precisione. Nessun problema per Micoli, mentre torna in campo Bingiova. Si è ristabilito dopo il piccolo problemino di natura fisica accusato qualche minuto fa. Lamas. Giannattasio, ancora per Lamas. Nuovamente Giannattasio, cerca Bingiova. Pallone sporcato da Ricci. Ritmi non altissimi in questi 7 minuti e 18 secondi giocati qui al Palapinto di Mola. Micoli carica il destro, ci prova, pallone alto. CDM che riparte da Budabuzzi. Ricci. Scivola Giannattasio in pressione, poi recupera. Movimento di Ricci, eccolo servito. Ancora all'indietro per il tentativo da parte di Da Silva. Da Silva che non schiera Caputo e l'estremo difensore Juninho in questa gara. Eccolo ancora Da Silva, lotta con Giannattasio, palla all'indietro per Budabuzzi. Cerca spazio la CDM per riorganizzare una nuova azione offensiva. Ancora Ricci, lascia sul posto Bingiova, gran giocata di Ricci, tocco morbido, palla alta. Mezzi tecnici evidenti, personalità da vendere. Ricci sicuramente ha già mostrato delle belle giocate. Stiamo parlando di un 2004. Pires. Lamas. Movimento di Pires, servito, ancora Pires, chiuso da Ricci, arriva Lamas, chiuso ancora una volta da Ricci, recupera palla Lamas, si lotta nella banda destra, zona d'attacco del Capurso, l'ultimo tocco è del bomber pugliese. Fuori Ricci. Va a prendersi il 5 da parte dei compagni, minuti importanti di qualità ai suoi. Maltauro prova a girarsi e cerca il neoentrato Guga, però stava cercando di trovare la giusta posizione per coordinarsi e non ci è riuscito in tempo. Camagno, dicevamo, Julian Camagno, laterale argentino di 32 anni, giunto in settimana da River Plate, per lui un passato anche in Italia con la maglia del Meta Catania, esperienza anche con lo Sporting Paris. Ovviamente il giocatore chiamato a dare una mano al roster di Chiaffarato. Murillo. Guga, ancora per Murillo, apertura per Foti, cambio di banda, cerca sempre più di sfruttare in larghezza le dimensioni del Palapinto per non dare riferimenti agli avversari, la squadra di Hugo De Jesus. Murillo in avanti, pallone direttamente oltre il rettangolo di gioco. Impossibile per Foti recuperare il pallone. Fuori nuovamente Bingiova, dentro Nicola Primavera. Perri. Micoli. In avanti per Pires, preso in controtempo, si scusano i due. Buona l'idea, ma Pires proprio nel momento del lancio stava venendo incontro al portiere in maglia numero 31. Foti. Guga. Foti. Palla in avanti, Ortisi fa un gesto di assenso nei confronti del compagno. Fuori
Perry, dentro Capitan Garofalo con la maglia numero 8. Micoli in avanti a cercare Primavera, anticipato, ma il rimpallo favorisce Pires. Ancora Pires centralmente, scarico per Primavera, ancora indietro per Pires! Buca Politano per il 2-0 del Global World Capurso. Bella azione corale che andiamo a rivedere. Bravo Primavera a mettere in mezzo per Pires al minuto numero 10 e 19. Arriva il gol da parte di Pires, che quindi sale nella speciale classifica dei marcatori interni a quota 5 gol, superando Grandinetti. Grandinetti oggi invece assente per squalifica. Diciamo che per quel che riguarda questi primi minuti di gioco, questa prima parte di gara, Capurso che ha sfruttato al meglio le occasioni avute a disposizione, gestendo anche i ritmi della gara con la CDM che spesso ha aspettato a fare pressione alta, anzi quasi sempre l'attesa sulla linea di centrocampo. Buon per il Capurso che invece ha avuto anche la capacità di gestire questa situazione, magari anche di non andare in affanno e di sfruttare poi questi spunti improvvisi che hanno permesso a Pires di andare in gol per 2 volte. E lo vediamo proprio inquadrato Pires parlare con Primavera. Sono stati loro due i protagonisti della seconda rete. Merito anche a Nicola Primavera, che non si è fatto ingolosire lì in banda destra nel calciare, invece ha servito il compagno che si trovava nella posizione migliore. Pressione proprio di Pires, che va a guadagnare una rimessa laterale nella tre quarti campo ligure. Micoli. Primavera prova lo scarico, chiuso da Foti, allora prova a ripartire Guga, ancora Guga, centro in pieno Camagno, Murillo! Pallone fuori, gioco nuovamente fermato, altro problema questa volta per Nicola Primavera. La zona paradossalmente è la stessa di Bingioba, il ruolo è lo stesso e quindi probabilmente situazione che è destinata a ripetersi anche per quelle che sono le caratteristiche di un pivot che gioca a spalle alla porta. Pires, Garofalo, pressione da parte di Ortisi, in avanti Primavera, non riesce a tenere in campo il pallone. Foti pronto a rimettere in gioco la sfera per Guga. Murillo, ancora Guga. Foti, sale palla al piede Simone Foti, poi ancora Murillo. Guga con pazienza prova a salire con il baricentro la CDM. Murillo cespica sul pallone, poi recupera il tempo giusto. Foti lo aspetta Camagno, si accentra Foti, il tentativo deviato dall'argentino in maglia numero 9, sarà rimessa laterale credo. Vediamo cosa segna l'arbitro. Cambia poco, Foti centra in pieno Garofalo, che aveva letto bene uscendo in copertura. Guga recupera il pallone, indicazione del direttore di gara per riprendere il gioco. Murilo Ferreira, ancora per Guga, lo aspetta Pires, movimento è quello a rientrare. Foti, si ritorna all'indietro dalle parti di Politano, sale palla al piede, carica il proprio destro per poi far terminare il pallone a fondo campo senza alcun tipo di problema per il collega Peppe Micoli. Garofalo, Pires, Camagno, Lamas, ancora per Julian Camagno, rischia sulla pressione di Murillo, pallone non educatissimo dato all'indietro a Micoli, che
onde evitare guai maggiori, sparacchia via lontano dalla propria porta. Ricci. Centralmente cerca e trova Ortisi, ancora Ricci, supera Pires, centralmente Ricci, lo scarico non va a buon fine, recupera palla Camagno, raddoppiato, determinante la chiusura di Murillo, proteste da parte del Capurso che ritiene volontario il passaggio all'indietro da parte di Murillo, non secondo il direttore di gara, riparte Garofalo, Pires apre per Camagno, l'arbitro assegna un fallo in attacco contro Garofalo che sorride. Si arrabbia anche Micoli. Andiamo a segnare sui nostri taccuini la prima infrazione di una gara sino ad ora correttissima. Ricci. Centralmente, serie di finte. Ricci, pallone contratto da Lamas, allontanato da Garofalo. Recupera Camagno, chiuso a sua volta da Murillo. Micoli abbandona la propria area di rigore, supera la linea di centrocampo, centra in pieno Lamas, involontariamente serve Pires, uscita bassa determinante da parte di Politano, azione rocambolesca che per poco non portava al gol del 3-0. Calcio d'angolo Global Work. Palla in mezzo, c'è l'anticipo di Ricci sull'Amas, nuovo calcio d'angolo, questa volta se ne incarica Lamas. Pires, altra deviazione, recupera palla Lamas. Pressione di Ricci, tiene lì il pallone Lamas. Dietro per Camagno. Micoli sale nuovamente, poi sbaglia il disimpegno, pallone troppo teso, impossibile da raggiungere per Pires. Foti sale, palla al piede Foti, Pires si lamenta con i compagni per una chiusura non arrivata, ci ha messo la gamba il numero 7 biancorosso. Foti ha già battuto il corner, tentativo di Da Silva che termina altissimo. Fuori Benny Garofalo, dentro Perry. Sta per tornare in campo anche Baklanov per la CDM. Salita in maniera evidente il baricentro della CDM in fase di non possesso. Rimane per terra Lamas, poi si rialza Da Silva. Chiusura determinante di Camagno che poi allontana il pericolo, ma il pallone era già uscito in fallo laterale. Nuovamente per terra Lamas, arriva il direttore di gara a sincerarsi delle condizioni del capocannoniere della Serie A. Gioco che riprende Da Silva, centra in pieno Giannattasio. Si avanza di alcuni metri nella battuta della rimessa laterale, sempre in favore degli ospiti. Baklanov, pallone intercettato da Giannattasio, recuperato in qualche maniera da Lamas che lo perde. Il tentativo ciabattato di Da Silva, occasione sprecata da parte della CDM. Micoli in avanti a cercare Lamas, chiuso proprio da Baklanov. Perry. Lamas. Prova a superare Da Silva, non ci riesce. Uscita comoda per Politano che con le braccia prova a lanciare con tutta la potenza che ha in corpo verso Maltauro. Chiusura però da parte di Perry. Eccolo servito nuovamente Maltauro, questa volta da Silva. Ricci.
Lo aspetta Dario Giannattasio, serie di finte da parte di Ricci. Baklanov, Maltauro, lotta con Perry, si gira, lo lascia sul posto. Ottima la chiusura in un secondo momento da parte di Lamas, che ha letto bene la giocata. Da Silva, Ricci, Baklanov chiede palla e la riceve, cerchio di centrocampo, apertura verso Maltauro. Una sfida nella sfida con Juan Perry. Giannattasio fa movimento, il pallone va dalle parti di Pires. Perry, Micoli, Bingioba tra le linee, Bingioba, Lamas cerca Bingioba, pallone che non arriva a destinazione, lo recupera Ricci. Baklanov, indicazione da parte di De Jesus a Maltauro sulla gestione di questo pallone. Ricci, ancora serie di finte, non ci casca Lamas, che adesso recupera il pallone servito da Micoli. Giannattasio, qualche problema nel controllo, poi sistema tutto, prova a ripartire, perde palla in favore di Maltauro, rimedia Giannattasio. Pires, Bingioba, Giannattasio prova ad anticipare con un tempo l'avversario, ma il pallone termina fuori. Da Silva, Baklanov, partito Ricci, ma si va dalle parti di Maltauro. CDM che si sta facendo preferire in questi ultimi 3 minuti effettivi di gioco, alla ricerca del gol del 2-1. Ricci, Baklanov, lo scarico per Da Silva. Maltauro, lo attende Perry, movimento a servire Ricci. Ancora Ricci, lascia sul posto Giannattasio, poi in due tempi Micoli. Lancia verso Perry, pallone in campo, recuperato da Maltauro, gestito benissimo da Ricci. Chiuso da Giannattasio in maniera regolare Bingioba. Lamas. Giannattasio, Lamas, Garofalo, mentre a palla lontana arriva un fallo commesso da Maltauro ai danni di Bingioba. Primo fallo della CDM. 1 pari il conto delle infrazioni. Calcio di punizione in favore del Capurso. Rimangono Bingioba e Perry sul punto di battuta. Fischio del direttore di gara. Parte Bingioba. Deviazione in fallo laterale di Politano. Giannattasio. Poi Bingioba fermato da Budabuzzi, recuperato palla Politano. Riparte in contropiede Foti, palla che arriva dalle parti di Maltauro, determinante ancora una volta Lamas. Partenza fulminea da parte della CDM, cercare di trovare impreparati gli avversari. Attenzione, scontro a gioco fermo tra Baklanov e Perry. Rimbrotto ai danni dell'argentino con una promessa di cartellino alla prossima infrazione. Direttore di gara che chiama a rapporto sia Perry che Baklanov. E gioco che può riprendere.
Questa volta è Perry che cade per terra e arriva il cartellino giallo per Baklanov. Primo ammonito del match. Il lettone in maglia numero 18. Mentre per la CDM si tratta della seconda infrazione, come vediamo in grafica. Arriva nel frattempo un time out, quello rimasto a disposizione della CDM Futsal. Pagine di Udo Jesus che si è fatta preferire negli ultimi minuti. Ovviamente l'inerzia del match porta la compagine ligure a dover recuperare i 2 gol di svantaggio. Capurso che invece ovviamente va in gestione anche l'obiettivo eventualmente di aumentare, di rimpinguare il bottino di reti. Giornata che si prospetta interessante per quel che riguarda la Serie A, con un buon numero di gare che si giocano questa sera. In campo in questo momento Cane Treviso avanti 2-1 sulla Feldieboli, 1-1 tra L84 e Pirossigeno Cosenza, 0-0 tra Napoli Futsal e Meta Catania, mentre la Roma a sorpresa è avanti 2-0 sul campo del Sala Consilina. Vediamo che Atti Network, Sandro Abate e Pomezia Mantova si giocheranno domani, completare questo 10° turno. Mentre si è ripreso il gioco al Palapinto di Mola di Bari, Pires prende la via sbagliata, pallone troppo arretrato, non riesce a tenerlo in gioco. Dentro Primavera, fuori Pingiova, Da Silva si accentra, Budabuzi ancora per Da Silva, serie di finte ancora verso Budabuzi, pesca in avanti Maltauro, lo trova Foti, la punta termina fuori, c'è stata deviazione da parte di un componente della squadra barese e quindi calcio d'angolo in favore degli ospiti. Da Silva battuta, palla in mezzo, respinta dal piattone di Micoli, non la trattiene Lamas e quindi si rimane in proiezione offensiva a parte della CDM. Tentativo fermato sul nascere, poi fallo in attacco da parte di Maltauro ai danni di Primavera. Terzo fallo CDM. Pires, Garofalo, Lamas in avanti verso Primavera, pressato da Budabuzi, ancora palla all'indietro, poi Lamas cerca Pires che si produceva lungo la stessa banda. Si riparte da Foti per la CDM Futsal, che sino ad ora lontano da casa ha collezionato 4 punti, una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. Unica vittoria esterna, quella sul campo della Cane Treviso lo scorso 1° novembre, 2-1. Poi un importantissimo pareggio a Napoli per 1-1. Il KO a Mantova per 2-1, in casa dell'Active Network per 3-2. Foti, Budabuzi, Da Silva prova la giocata su Lamas che recupera il pallone, poi lo gestisce male. Necessità di andare al riposo con un doppio vantaggio, un Capurso che ha prodotto tanto nella prima parte di prima frazione, adesso un po' in debito d'ossigeno. Da Silva intercetta il pallone Pires, ancora Pires, apertura in qualche modo per Lamas, illuminante per Garofalo, bravissimo Politano, ma è ancora Primavera per il Capurso. Lamas,
Garofalo. Ancora Lamas, gran giocata su Da Silva con l'esterno a cercare Primavera, anticipato da Foti. Ultimi tentativi di questo primo tempo con Primavera che chiude la diagonale prima di lasciare il posto a Julian Camagno. Pires tiene palla, gioca con il cronometro, la global work. Ancora Pires. Garofalo alleggerisce in avanti, ma arriva il suono dalla sirena. Al Palapinto si va negli spogliatoi con il Capurso avanti 2-0 sulla CDM. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi del match.
Nuovamente collegati con il Palapinto di Mola di Bari per seguire insieme il secondo tempo di Global World Cup Urso CDM Futsal. 10ª giornata del campionato di Serie A, quinto. Parziale di 2-0 con il quale si riparte grazie alla doppietta messa a segno da Pires. Terzo e 55, decimo e 19. Questi sono i minuti che hanno cristallizzato la doppietta del calcettista in maglia numero 7. Subito il tentativo da parte di Ortisi, partito forte il quintetto ligure con la chiara intenzione di riacciuffare questo match. Diamo anche uno sguardo a quelli che sono i quintetti iniziali di questa ripresa. Politano, Ricci, Murillo, Ortisi e Foti per la CDM, Micoli, Camagno, Lamas, Pires e Perri per il Global World Cup Urso. Primo tempo non a ritmi elevatissimi, con i primi 10 minuti in cui si è fatto preferire il Capurso, poi nella ripresa con il passare dei minuti anche un po' l'inerzia della partita ha portato la CDM a riversarsi nella tre quarti campo avversaria. Non grandissimi pericoli però per Peppe Micoli. Ricordiamo Capurso che deve fare a meno dello squalificato Grandinetti, mentre in casa CDM De Jesus ha lasciato fuori Riccardo Caputo e l'estremo difensore Juninho. Questa trasferta in terra pugliese. Si affrontano le due matricole del campionato. Ancora Ricci, l'incursione ottima, chiusura di Pires, si autolancia Micoli, chiuso in maniera irregolare da Murillo, arriva calcio di punizione e credo anche cartellino giallo per Murilo Ferreira, così è. Andiamo a rivedere cosa è accaduto. In pratica si è autolanciato Micoli, la chiusura necessaria da parte di Murillo che produce il secondo cartellino giallo del match. L'altro lo aveva rimediato Baklanov nel finale di primo tempo. Perri. Sbaglia tutto Lamas, palla in mezzo Murillo e poi il tentativo da parte di Ortisi, stoppato da Pires. Foti alla battuta. Ortisi, Foti, diagonale di molto fuori, chiedono una deviazione che non è arrivata. Politano non riesce ad arrivare sul pallone, ma neanche Camagno, e quindi può ripartire istantaneamente la CDM. Murillo, Ortisi, sbaglia il controllo, se la prende con se stesso. Possesso Capurso. Perri. Vede il da farsi, si propone anche da laterale Micoli, partito Perri, Lamas. Triangolazione che non trova Pires in banda opposta, non era facile. Murillo. Ancora pressione ai danni di Ricci. Perri centra in pieno Ortisi, si riparte dalle parti di Micoli, lancia a cercare Pires, anticipato da Politano. Proteste da parte di Chiaffarato, arriva immediatamente il direttore di gara a parlare con lui. Ricordiamo la coppia arbitrale formata da Faiella di Castellammare di Stabia e Simone di Napoli, mentre il crono è dato della sezione di Molfetta. Micoli in avanti, Pires allunga per Bingioba.
come sempre spalle alla porta, difende il pallone, lo mastica un po', recupera il tempo, prova a girarsi Binjoba, poi fallo ai suoi danni da parte di Foti. Calcio di punizione in favore del Capurso. Micoli chiama Binjoba forse per organizzarsi in vista delle prossime azioni in zona d'attacco, con riferimento il portentoso numero 92, che questa volta però lascia l'incarico della battuta a Juan Perry, che nella passata stagione dal punto di vista balistico sui calci piazzati è stato un'arma micidiale. Fischio dell'arbitro, parte Perry, risponde presente Politano, mentre Binjoba e Foti bisticciano, situazione che si portano dalla situazione che ha portato al fallo precedente, con un Binjoba nervosissimo. Arrivano due cartellini gialli sventolati ai danni di Foti e Binjoba. Ammonizioni che salgono a quota 4, mentre l'arbitro ferma il gioco perché bisogna segnare tutto quello che è accaduto, così come abbiamo fatto anche noi. 3 ammonizioni per la CDM, quindi Foti, Baklanov e Murillo, Binjoba per il Capurso. Ancora il tentativo di Perry, fiondata, ancora bravo Politano. Si coordina Pires, pallone alto, Politano recupera palla, lancia verso Ricci, chiuso da Lamas. Da Silva per Capitano Ortisi, Foti, Ricci, ancora per Foti, ritmi totalmente diversi in questo avvio di ripresa. Il risultato è sempre quello del primo tempo, 2-0 Capurso. Da Silva si accentra, il tentativo, doppia deviazione, palla in fallo laterale, sempre in favore della CDM Futsal. Ricci, altra deviazione, questa volta calcio d'angolo. Movimento in aria, pallone tra le braccia sicure di Micoli, che serve Lamas. Binjoba mette giù il pallone, lo perde. L'ultimo tocco è di Foti, seppur in maniera fortunosa rimane in possesso palla il Capurso. Micoli dalla distanza, tentativo velleitario, su un problema per Politano. È pronto a tornare in campo Baklanov, tra i più positivi dei suoi. Da Silva, Ricci, lo aspetta Pires, varchi chiusi e allora si va in banda destra dove c'è Ortisi, ancora Ricci, chiude la diagonale. Posizione fallosa da parte di Pires. Arriva il fallo commesso dal Capurso, nel frattempo cerca di ripartire immediatamente con il gioco la CDM. Arbitro però ferma tutto, bisogna collocare il pallone nella giusta posizione. È arrivato anche il primo fallo del Capurso nella ripresa, come vedete in grafica. Tentativo di Foti, allontana Micoli con il supporto di Perry.
Foti contro il movimento di Ortisi. Pressione di Lamas. Da Silva. Ricci. Chiuso da Lamas. L'ultimo tocco di Ricci. Si fa sentire Bomber Lamas. Perry. Lamas. Pallone stoppato da Silva. Ancora Lamas in chiusura. In avanti a cercare Bingiova. Pallone impossibile da raggiungere per il numero 92. Pallone che era terminato direttamente in fallo laterale. Baklanov, Ricci. Movimento da parte di Ortisi, ma si va dalle parti di Baklanov. Suolata, apertura per Ricci. Lo aspetta Pires, serie di finte. Lo lascia sul posto, ancora Pires. Chiuso da Ricci, ancora Perry. Piroetta su se stesso. Poi Micoli supera Baklanov, sbaglia tutto. Da Silva, Baklanov, ritorna Pires, tutto regolare. Pericolo scampato per il Capurso. Fatto un po' di confusione in questo momento. Perde palla Lamas, la recupera Ortisi. Baklanov, chiusura determinante di Giannattasio. Chiede calma dalla panchina mister Chiaffarato, mentre Baklanov viene ancora una volta redarguito dai direttori di gara. Deve stare attento il lettone, già ammonito. Da Silva. Tentativo bloccato da Micoli, è partito Bingiova. Lo cerca Micoli, la pallombella con Baklanov che lo anticipa. Guadagniamo comunque un calcio d'angolo. Il Global World Capurso. Lamas alla battuta del corner. Palla verso Perry, pardon. Pallone lontanissimo dalla porta. Da Silva. Siamo già nella tre quarti campo del Capurso. Da Silva! Si era aperto un varco e infatti si arrabbiano sia Micoli che Perry. Vicinissimo al 2-1 la CDM. Camagno. Perry. Giannattasio. Pallone smorzato da Silva. Possesso sempre in favore dei pugliesi. Perry. Micoli. In avanti a cercare di trovare Primavera. Lo scarico per Giannattasio che poi ha troppa frenesia nel cercare nuovamente Nicola Primavera. Budabuzzi. Baklanov. Da Silva. Baklanov. Ancora Da Silva. Apertura per Hiwad Budabuzzi. Trasmissione di palla errata da parte di Budabuzzi. Perry. Finta su Maltauro. Poi in diagonale a cercare Camagno. Colto in controtempo. Ovviamente per Camagno giunto in settimana in terra pugliese. Bisogna anche entrare negli automatismi di Chiaffarato. Tentativo di Da Silva. Non c'è stata deviazione. Perché se è stata buona la giocata sull'asse Maltauro Da Silva. Camagno di testa, cerca Primavera che non riesce a controllare il pallone. Da Silva riparte per la CDM. Pallone intercettato solo momentaneamente da Camagno. Poi arriva Budabuzzi ad anticipare a sua volta Primavera. Bello il tunnel su Camagno. Maltauro perde palla in favore proprio di Camagno. Si accentra il tentativo a giro. Pallone lontanissimo dalla porta. Arbitro che ferma nuovamente il gioco.
indicazione alla panchina, forse troppi elementi in piedi. Baklanov, Da Silva, Budabuzzi in avanti per Maltauro, prova a girarsi, fa sportellate con tutti, poi al terzo tentativo perde palla, favorendo l'uscita comoda da parte di Micoli, che lancia in avanti verso Giannattasio, pallone impossibile da raggiungere per il 20. Da Silva, Maltauro, smista verso Budabuzzi, alza la testa il 10, serie di finte, ancora Da Silva, lascia sul posto Primavera, anche Perry, gran giocata di Da Silva, pallone alto, vera una gran giocata da parte di Da Silva. Ancora una volta vicinissimo al 2-1 con questa giocata che stiamo rivedendo da parte di Da Silva. Fatto tutto bene, mancata solo la precisione al numero 11. Altro errore da parte di Giannattasio, momento probabilmente più complicato della partita per il Capurso. Baklanov, Budabuzzi, mentre mister Hugo De Jesus parla con Murilo, pronto a tornare in campo per dare il suo contributo. Perry chiude prima su Maltauro, poi su Budabuzzi. Da Silva. Aspetta Camagno. Baklanov, fallo in attacco di Budabuzzi su Giannattasio. Può rifiatare il Capurso, mentre Murilo prende il posto di Da Silva. Minuti positivi per Da Silva, è mancato solamente il gol nell'azione precedente. Perry, altro pallone perso dal Capurso, che non riesce più ad uscire dal pressing avversario. Murilo, Budabuzzi, Murilo, Maltauro, si accentra, seguito da Perry, ancora Ricci. Tentativo alla rete, accorcia distanze la CDM con il rasoterra da parte di Ricci, 2-1. Otto minuti 3 secondi. Arriva il gol da parte di Ricci, si è accentrato e poi ha calciato rasoterra beffando Peppe Micoli. Per Francesco Ricci si tratta della terza rete in campionato e dopo la doppietta alla Sala Consilina adesso arriva il gol anche qui al Palapinto di Mola di Bari, dimezzando lo svantaggio della CDM. Ancora Ricci, prova a superare Pires, lo ferma e poi è Lamas a gestire, scucchiaiata in avanti proprio per Pires, raddoppiato, ancora Pires, Pires in mezzo e Camagno si divora il 3-1. Giocata fantastica da parte di Pires, non concretizzata da Camagno, ma siamo già nella metà campo avversaria, determinante Micoli su Maltauro. Partita che sembra essersi definitivamente stappata dopo il gol del 2-1 da parte di Ricci. Budabuzzi pronto alla battuta, movimento di Ricci, allontana Garofalo, ancora Budabuzzi, fermato da Lamas, l'ultimo tocco è del 10 della CDM, rimessa a Global Work. Garofalo,
con l'esterno a cercare Camagno, anticipato da Murillo, ancora CDM, sbaglia tutto Murillo, Camagno può ripartire in contropiede il Capurso, Garofalo, il tentativo in due tempi, Politano, Ricci, contropiede CDM, serie di finte da parte di Ricci, supera Pires che poi recupera il pallone dopo disimpegno errato dello stesso Ricci. Lamas, Pires, Lamas, lo aspetta proprio Ricci, Camagno prova a superare Budabuzzi, sterzata di Camagno, lo scarico ancora per Lamas, dribbla Ricci e poi in spaccata, bravissimo Politano. Tentativo di Pires, deviazione di Murillo, sarà nuovamente corner per i padroni di casa. Lamas alla battuta. Sbaglia tutto, ma per fortuna sua Ortisi non riesce a controllare il pallone. Camagno si gira, pallone a fondo campo. Budabuzzi per la CDM, che prova a schiacciare gli avversari nella propria metà campo. Cuga, Murillo, Ortisi, ancora per Murillo Ferreira, Budabuzzi, ma in profondità Ortisi servito in area di rigore, spalle alla porta, ancora all'indietro per Budabuzzi, cerca nuovamente Ortisi che da posizione decentrata mette dentro la palla del 2-2. Dieci minuti 21 secondi sul cronometro. Operazione recupero eseguita da parte della CDM con Capitano Ortisi che beffa Garofalo e Miccoli, come abbiamo visto nel replay. Bigioba porta a spasso tre avversari, sbaglia tutto Giannattasio e allora Murillo scarica per Foti. Arrivata la rete numero 6 in stagione da parte di Ortisi per una CDM che alla vigilia di questo match aveva il peggior attacco del campionato con 16 gol messi a segno. Recupera palla Lamas su Murillo, ancora Giannattasio, Dario Giannattasio, Capurso rimette la freccia, avanti 3-2. Rivediamo il recupero da parte di Lamas, lo scarico con l'esterno, freddo Giannattasio a superare Politano e quindi nuovamente avanti. Nello stesso minuto arrivano due gol. (10:21) il gol di Ortisi del 2-2, 10:52 arriva la rete del nuovo vantaggio del Global World Cup Pulso a firma Giannattasio. Da Silva, fermato nuovamente da Lamas, riparte Lamas, ancora Lamas, dribbla tutto in pratica, spalla alla porta, poi perde il pallone, può uscire dal pressing Guga, pericolo scampato per la CDM. Valido contributo in zona gol per Giannattasio, sicuramente non è il suo punto di forza, ma ha messo a segno 4 gol in stagione, niente male. Quando siamo alla 10ª gara di campionato, Bigioba si ferma, alleggerisce all'indietro per Lamas. Giannattasio regge alla botta e alla spinta di Guga. Centralmente Perry, il rimpallo non lo favorisce.
Da Silva dalle retrovie rimette in gioco i suoi. Guga. Da Silva. Ortisi arpiona il pallone. Da Silva. Guga. Lo attende Bingioba. Ancora Ortisi. Arriva di gran carriera. Il diagonale termina alto. Micoli con le mani, nuovamente a cercare Bingioba, si allunga pericolosamente la sua maglia, ancora Bingioba, il problema di girarsi e anche di gestire un pallone in maniera piuttosto complicata tra due avversari, tiene botta Bingioba, cade per terra, tutto regolare secondo il direttore di gara che chiede a Bingioba di rialzarsi, il gioco è già ripreso nel frattempo. Ortisi. Guga. Lascia Lamas sul posto, poi si trascina però il pallone a fondo campo. Guga non restituisce la sfera. Arriva l'inevitabile cartellino giallo per il numero 20 della CDM. Ammonizione numero 5 della gara. La gara non cattiva, ma in cui i cartellini alla fine sono arrivati. Ben 5, dicevamo, addirittura 4 per la CDM. Perri in avanti, cerca, trova Julian Camagno. Lotta con Foti, che ha la meglio. Da Silva è tornato Ricci in campo. Uno dei maggiori pericoli. Da Silva si allunga il pallone. Troppo. Pallone che termina fuori. Micoli rischia tantissimo. Da Silva. Ortisi non riesce a controllare il pallone. L'ultimo tocco è il suo dopo contrasto con Pires. Altra situazione di uscita pressing dove ha rischiato tantissimo il quintetto di Francesco Chiaffarato. Ortisi va a sincerarsi delle condizioni di Pires. Applausi da parte del pubblico. Gioco che sta per riprendere. Perri. Allunga verso Camagno. Anticipato nuovamente da Foti. Da Silva. Sale palla al piede alla CDM. Ortisi fa da pendolo davanti a Micoli nell'area di rigore. Eccolo servito, lo scarico ottimo per Da Silva. Ancora Ortisi e poi da terra ci prova Foti. Chiusura determinante nuovamente da parte di Pires. CDM che arriva con una certa facilità in area di rigore in questo secondo tempo. Da Silva. Con il destro risponde presente Micoli. Ortisi alla battuta. Arriva Foti, contratto da Lamas. Nuova rimessa per gli ospiti. Ancora Foti, l'imbucata da Silva da due passi. Non colpisce con la giusta forza questo pallone incrociare. Lo consegna tra le mani di Micoli che poi restituisce la cortesia ed il possesso agli avversari. Partita apertissima al Palapinto. 3-2 Capurso, ma il CDM è più che vivo. Aveva recuperato da 2-0 a 2-2. Ricci. Serie di finte. Non ci casca Camagno. Foti. Si propone Ricci. Palla dalle parti di Da Silva. Si accentra Da Silva. Il tentativo deviato da Lamas. Sarà calcio d'angolo. Capurso schiacciato negli ultimi 10 metri a difesa del suo fortino.
Arriva Foti che scivola nel momento della battuta a rete. Ciabatta da Silva, non trattiene Pires. Ancora possesso CDM. Ancora da Silva. Cerca Ortisi, ma trova Perry che prova a fare tutto da solo e sbaglia. Forse anche un po' di mancanza di lucidità. Torna Maltauro in campo e chissà che De Jesus non stia pensando anche al power play. Budabuzzi, Maltauro, scarico per Ricci, pallone che centra la struttura esterna della porta di Micoli. Fuori Cavagno, dentro Bingioba. Eccolo subito cercato da Lamas. Lamenta un braccio alto da parte di Budabuzzi. Maltauro, seguito da Perry, cerca in mezzo da Silva che controlla male il pallone, poi allontana Bingioba. CDM che riparte da Youad Budabuzzi, Ricci. Ancora Budabuzzi. Tentativo stoppato da Bingioba, 5 minuti ancora da giocare. Questo finale tutto da vivere qui al Palapinto. Da Silva dalla distanza risponde e poi Budabuzzi con il tap in fuori. Occasione CDM. Non ha trattenuto da Silva, mentre torniamo in presa diretta con Budabuzzi che apre. Verso Ricci. Arrivano i cambi e arriva anche il quinto di movimento con Guga che prende il posto di Politano. E adesso si gioca tutto e per tutto, giustamente, mister De Jesus. La ricerca del gol del nuovo pari, Ortisi. Murillo. Ancora Ortisi. Scarico di Murillo per Da Silva. Ortisi, Da Silva, Foti. La puntata respinta da Pires. Ancora spazio per Guga verso Ortisi. Pallone che si alza, uscita di Micoli che poi si autolancia. Micoli, ma sulla linea di porta c'è Da Silva ad evitare il 4-2. Murillo. Da Silva. Guga. Prova, respinge Micoli. Ortisi per Murillo. Ancora all'indietro per Da Silva, serie di finte, Da Silva, tentativo stoppato e poi è bravo Giannattasio a guadagnare una rimessa laterale. C'è una ammonizione per Ortisi, credo. Ed un fallo retroattivo assegnato contro il CDM che sale a quota 4 infrazioni. Lamas lotta con Foti, tiene botta, scarico per Giannattasio, piroetta splendida per Pires. Spallata vigorosa di Da Silva, tutto regolare, arriva il raddoppio, si lotta nella zona corner. Rimessa da fondocampo CDM. Sbaglia tutto Politano, rimessa laterale in favore del Capurso, che ovviamente adesso non ha alcuna intenzione di alzare i ritmi. E arriva il time out chiamato da Francesco Chiaffarato, che ancora prima di avere i suoi ragazzi nella zona tecnica ha alzato le mani come per dire calma, calma, calma. Sono 3 minuti e mezzo che ci separano dalla fine del match. Si parla, si confabula in
zona panchina della Global Work, con Giannattasio e Pires che hanno il loro dire in un momento particolarmente delicato della partita. Prossimo turno con l'11ª giornata, la CDM Futsal che ospiterà l'Eco City Genzano, mentre il Capurso si recherà nella capitale per far visita alla Roma. Approfittiamo anche per andare a vedere un po' di parziali. Eboli avanti 3-2 in casa della Came, L84 avanti 5-4 sul Cosenza, Meta Catania avanti 3-2 a Napoli e Roma sempre in vantaggio 2-0 sul campo del Sala Consilina. Un campionato per nulla scontato, dove le sorprese sono all'ordine del giorno. Murilo difende dalla pressione di Pires, palla in avanti, l'uscita di Micoli che lancia il pallone in fallo laterale. Tornato Guga in campo, eccolo inquadrato, il power play. Murilo, Ortisi, fischi di paura da parte del pubblico di casa. Murilo, Ortisi ha spazio, carica, ma poi ci ripensa, il tentativo di Foti respinto da Peri, allontanato da Giannattasio, pallone che termina altissimo. Rimane Guga tra i pali. È il Capurso che difende negli ultimi metri di campo. Murilo, arriva Pires, intercetta il pallone, Pires alla palla, termina fuori. Ha rischiato l'infrazione Murilo, è andata di lusso a Murilo. La porta sguarnita, sarebbe stato cartellino rosso. Da Silva, apertura verso Foti, chiuso da Pires, proteste da parte di Giannattasio, gioco già ripreso da Silva. Guga, da Silva, chiama lo schema Budabusi, cerchio di centrocampo, ancora per da Silva, appollaiato alle spalle di Micolic e Ortisi, cerca di creare problemi al portiere del Global Work. Ancora Ortisi recupera il pallone senza ostacolare però Peppe Micoli. È partito Lamas, diagonale direttamente a fondo campo, provato la giocata personale Bomber Lamas, mentre i secondi trascorrono inesorabili. Meno di 2 minuti alla fine del match. Budabusi, da Silva, Budabusi, viene incontro Foti, da Silva, Budabusi, ancora Perri, prova la via della porta, ma manca la mira, pallone fuori. Altro tentativo CDM, ci prova Foti, ancora Guga! Micoli in qualche modo, poi prova a servire in avanti Lamas, non c'è portiere, arriva la pressione positiva di Foti. Gioco già ripreso. Foti, da Silva tutto solo, il tiro a giro, ancora Micoli. Budabusi pronto a rimettere in gioco il pallone, all'indietro per Foti. Budabusi, da Silva,
spazio per Foti, ci prova ancora, respinge Micoli, sbaglia un'azione semplice, Budabuzzi coglie in controtempo Foti, tutto a vantaggio del Capurso che può provare a respirare un po' dopo essere andato totalmente in apnea negli ultimi 2 minuti. Perry, pressione di Ortisi, palla in avanti, recupera Politano prima di lasciare il posto nuovamente a Guga, così come Maltauro prende il posto di Da Silva. Battute finali di un match che si deciderà all'ultimo secondo. Ancora Budabuzzi, Guga all'indietro, ma c'è la chiusura di Giannattasio. Budabuzzi, Foti, movimento di Ortisi, recupera palla Lamas, è partito Lamas, Nicolas Lamas, 4-2 Global Work Capurso, partita in ghiaccio per i pugliesi. Il bomber in maglia numero 12 mette la firma anche su questa partita con la rete giunta al minuto numero 19:39. 12° gol in stagione per Lamas. Dalla distanza ci prova Foti, pallone fuori. Micoli in avanti ancora per Lamas, deviazione direttamente a fondo campo. Ultime speranze, serve veramente un miracolo alla CDM adesso. Foti perde palla, Pires per Lamas che chiude ufficialmente la partita con la doppietta personale e il 5-2. Due gol anche per Lamas, oltre a quelli di Pires e al gol di Giannattasio. 13° gol in stagione per Nicolas Lamas. Foti calcia in porta, ma arriva il suono della sirena. Il Global Work Capurso ottiene la seconda vittoria stagionale, superando per 5-2 la CDM Futsal. È tutto qui dal Pala Pinto di Mola di Bari. Da parte di Gianluca Valente un grazie per averci seguito e un appuntamento ai prossimi impegni di Serie A, sempre qui sulla pagina YouTube della divisione Calcio 5 con il grande spettacolo della Serie A Quinto. Buona serata a tutti.